Vicepresidente Musonello, Lignano, un mare da mare anche d'inverno. Lignano propone un interessantissimo momento ludico da un lato, di riflessione dall'altro, per quanto riguarda le festività 17 e 18. Il ormai famosissimo e straordinario presepe di sabbia, qualcosa che veramente, se non l'avete visto, merita di essere visto. È una cultura altissima dal punto di vista proprio della, come dire, dell'interpretare i momenti che ci sono, e dall'altro dal punto di vista delle opere d'arte che sono fatte da artisti straordinari. Andate davvero a vederle, è qualcosa di bellissimo. Ma non è solo questo, ovviamente è una città, una comunità, quella invernale di Lignano, molto diversa da quella estiva, che merita di essere visitata, e devo dire che la soddisfazione di vedere molti ospiti austriaci, tedeschi, delle regioni contigue alle nostre, che vengono a scoprire questo mare d'inverno, che dà anche in qualche modo possibilità di trovare spazi interni, spazi come dire, per il proprio io, per riuscire a essere riflessivi, a riuscire a capire anche cosa sono questi tempi così complessi, così complicati, e nello stesso tempo godersi una natura invernale che è veramente molto molto bella.